Omicidio colposo. È l'ipotesi di reato con cui la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sulla morte di Cecilia Piva, la dodicenne coinvolta nell'incidente di domenica pomeriggio al largo di Sant'Erasmo. Roberto Piva, il papà, che conduceva il motoscafo entrato in collisione con una briccola, è stato iscritto nel registro degli indagati per consentire la partecipazione all'autopsia necessaria ad accertare le cause del decesso e alla successiva perizia dinamica che sarà disposta per ricostruire l'accaduto e capire se vi siano responsabilità. Roberto Piva è chiuso nel suo straziante dolore, preferisce non parlare davanti alle telecamere, ma contattato ha voluto farci conoscere quella che definisce l'unica verità e che riportiamo. Non mi dilungherò su spiegazioni di onde, traiettorie e velocità, volevo solo dire che l'unico responsabile, in quanto responsabile della navigazione, sono io. Dovevo essere responsabile della salvaguardia della vita delle persone a bordo e non l'ho fatto, continua. Ho permesso a Cecilia di sedersi a prua senza prevedere le possibili conseguenze. Pertanto, conclude, l'unico responsabile è il sottoscritto. Parole di un papà che non si dà pace e che fino all'ultimo ha tentato di salvare la vita della sua Cecilia. Ora si attendono le testimonianze dei naviganti che hanno assistito all'incidente, ma anche gli accertamenti tecnici sull'imbarcazione, su cui gli inquirenti confidano di ricostruire la velocità alla quale stava procedendo il motoscafo e i motivi per i quali Piva avrebbe perso il controllo. All'inizio si è parlato anche di un'onda provocata da un lancione Gran Turismo. Nessuna ipotesi è esclusa, ma mentre le indagini proseguono, l'unica certezza è il dolore di una famiglia che ha perso Cecilia.